Per carità, per carità. Questo è un pilastro, un dato importante che si salda al lavoro della magistratura, che deve essere messa in grado di poter operare, del lavoro delle forze di polizia che tutti i giorni, e qui la nostra stima, la nostra riconoscenza, con dei lavori a volte con tanti sacrifici che noi vediamo e tocchiamo con mano, ci hanno consegnato delle grandi operazioni, dei grandi interventi nel nostro Paese. Signori, però la strada sono le politiche sociali, è la giustizia sociale che comincia dalla prevenzione, comincia dalla sfida culturale, i percorsi educativi, il coinvolgimento delle scuole in tutti i loro gradi e del mondo universitario, il problema dell'occupazione del lavoro. Incomincia quindi da creare delle condizioni, su piani diversi, se no non usciremo mai fuori. La confisca è uno di quei punti chiari e fermi, perché al gioco criminale, quello che disturba, attenzione, quello che disturba il gioco criminale è che gli tocchi il portafoglio, il loro potere, la loro forza. Ma oggi noi chiediamo anche la confisca dei corrotti, che nella finanziaria del 2006 è stata inserita, nel 2006, ma non se ne sa nulla, perché chi ha rubato, chi ha preso in giro la gente, chi ha sfruttato persone, deve restituire all'uso della gente, della collettività. Allora, continuiamo nel frattempo a conoscere cosa si fa con i beni confiscati alla criminalità. Adesso andiamo a Reggio Calabria, dove un immobile confiscato di 960 metri quadri è stato assegnato dal Comune alla cooperativa Rom 1995. Il filmato di Amedeo Vicinelli. Un'esperienza di volontariato all'interno del più grande accampamento Rom che c'era a Reggio Calabria, nel 1995 decidiamo di costituire una cooperativa sociale che aveva l'obiettivo di realizzare un percorso di integrazione sociale attraverso il lavoro. Questa sorta di scommessa iniziale veniva considerata dalla maggior parte delle persone come una scommessa assolutamente già persa in partenza. Nel 99 realizziamo un percorso formativo che va a raccogliere un'intuizione dei Rom, che era quella della raccolta del materiale metallico, per formare ragazzi Rom che potessero svolgere il servizio di raccolta degli ingombranti. A questa esperienza si aggiunge la consegna nel 2002 del bene, della struttura che oggi ci ospita, un bene confiscato che oggi è sede della cooperativa. Abbiamo condiviso questa nostra volontà di accettare questa scommessa con le associazioni che hanno continuato a sostenere l'esperienza della cooperativa e che hanno condiviso la responsabilità di portare avanti gli obiettivi che la cooperativa si è prefissata. E oggi veramente la nostra vita ci è cambiata, è un futuro troppo bello, perché si lavora, si torna a casa anche con un pochettino di stanchezza, però è sempre una cosa troppo bella e meravigliosa sia per noi e sia per i nostri figli. Prima vivevo che, come tutti, andavo in giro a cogliere del ferro, a fare dei lavoretti con mio zio e tiravo così avanti. Oggi mi posso comunicare tranquillamente con delle persone, posso lavorare tranquillamente, porto stipendio giustamente alla mia famiglia e cerco di andare avanti come una persona normale. Oggi, con l'apertura all'intera cittadinanza ormai da qualche anno del servizio dell'isola ecologica, anche la cittadinanza può fruire di questa struttura che appunto è diventato un patrimonio comune. Ci troviamo al piano superiore della nostra struttura. Qui il Comune di Reggio Calabria sta realizzando i lavori su un progetto che la cooperativa ha presentato per costituire una ricicleria. In questo spazio ci sarà proprio la vendita di quei beni intesi come divani, poltrone, mobili che possono essere recuperati negli spazi dei laboratori che andremo ad allestire, e quindi quei beni che alcune persone decidono di eliminare potranno essere utili per altri, dando in questa maniera un tempo molto più lungo a quelle cose che comunemente siamo abituati a eliminare con facilità.
Una struttura realizzata illecitamente oggi viene utilizzata da ragazzi rom per realizzare un percorso di integrazione sociale, dai cittadini che possono portare i propri rifiuti, e quindi quello che ieri era illecito rappresenta oggi un modello positivo che produce risultati di tipo concreto e di tipo culturale per l'intera città. Questo accade con un bene confiscato all''ndrangheta calabrese, mentre con Isabella e Andrea in Piemonte abbiamo raccontato di Cascina Caccia, altro bene confiscato alla malavita, e Godot Luigi Ciotti si è fatto un po' il punto sulla nuova norma che consente la vendita dei beni confiscati all'asta. Torno a voi molto rapidamente, Isabella e Andrea. Siete davvero convinti che quello che fate serve a sconfiggere le mafie? Io mi sentirei di rispondere sì, per il semplice fatto che un bene confiscato combatte la mafia da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista economico che culturale che di educazione e stile di vita. In quella casa abitava una famiglia mafiosa, una delle famiglie mafiose più importanti del nord, e sono andati via. In quella casa si viveva in un certo modo, era una casa in cui non si parlava, non si accoglieva, e adesso abbiamo creato una comunità prima di tutto di vita per noi, è una comunità che accoglie gruppi, che accoglie persone, quindi anche questo è un piccolo risultato raggiunto. In quella casa si fanno percorsi educativi, quindi si cerca anche di coinvolgere il paese in percorsi formativi legati all'antimafia e non solo, quindi io mi sento di dire di sì per questo motivo. Messaggio ricevuto. Nel frattempo voglio far vedere anche la copertina di una pubblicazione curata dall'Agenzia per le Onlus che riassume, non tutte, ma insomma buona parte di queste realtà a cui sono stati assegnati i beni confiscati alle mafie, e verrà presentata l'8 febbraio a Roma. Eccola qua, è molto utile davvero per conoscere l'esperienza. Io ringrazio Maria, la nostra direttrice di studio, perché mi dà questo pacco di pasta, questi paccheri che sono prodotti dove, Don Luigi? Beh, qui vicino, nella zona di Castelvolturno, provincia di Caserta, Castelvernone. Che tra l'altro è una di quelle realtà che viene citata e raccontata nel volume. Di Gragnano, ecco. Qui è il frutto di lavoro vero, bisogna moltiplicarle queste cooperative con bando pubblico sui territori. E quindi ci auguriamo che la politica faccia delle scelte che siano veramente attente a tutto questo. E non solo per fare cassa, alla fine si rischia di prendere un po' delle scorciatoie. Valorizziamo le cose positive, ma che non venga meno il coraggio della denuncia e della parola rispetto alle cose che a noi cittadini, associazioni e gruppi ci preoccupano. Ci piacerebbe che fossimo ascoltati un po' di più, perché nessuno di noi ha bisogno di consenso, vuole occupare chissà quale poltrona. Vogliamo proprio costruire dei percorsi che diano speranza, dignità e libertà a tante persone. Ecco, in questo lavoro l'alleanza fondamentale anche con gli enti locali. Vorrei ringraziare tra l'altro Viso Pubblico, che è un'associazione di enti locali e regionali per la formazione civile contro le mafie, www.avvisopubblico.it, perché sono al vostro fianco e sono fondamentali in questo discorso che facevi. E quando si sceglie noi, si lavora insieme, si hanno degli ottimi risultati. Grazie, grazie a Don Luigi Ciotti, grazie a Isabella e Andrea. Prima di salutarvi voglio ricordarvi che il 31 di gennaio scade il termine utile per rinnovare l'abbonamento alla televisione. Direte cosa c'entra questo con tutti i discorsi che abbiamo appena fatti? C'entra perché Racconti di Vita è uno di quei programmi che grazie al canone può continuare a dare voce ai cittadini, alle loro storie, a storie spesso difficili, ma anche a tante iniziative di solidarietà sociale. Ricordarvi di pagare il canone, quindi per noi vuol dire rinsaldare in qualche modo un legame vero, forte, proprio con voi telespettatori, consapevoli che una televisione pubblica finanziata dai cittadini è una risorsa fondamentale per la democrazia e per il Paese. Quindi un invito caloroso quello che vi faccio. Un Paese invece che ha rischiato di essere cancellato davvero dalla carta geografica da un violento terremoto che ha causato centinaia di migliaia di vittime, invece Haiti. Per dare il nostro sostegno anche Racconti di Vita vuole segnalare emergenza terremoto ad Haiti, Agire Onlus, €2 inviando un SMS al 48541 da cellulari TIM e Vodafone e da rete fissa Telecom Italia. Grazie davvero per quello che potrete fare. Se volete scriverci, i nostri indirizzi sono Racconti di Vita, via Teulada 66 00195 Roma, oppure via mail raccontidivita@rai.it. Ci vediamo la domenica alle 12:55 su Rai 3 e ricordate, Racconti di Vita, la storia di ognuno, la storia di tutti.